E cosa ci prepariamo di buono oggi? Oggi ci prepariamo qualcosa per spezzuliare, qualcosa di sfizioso salato, perché qualcosa per spezzuliare ci vuole sempre, ve lo dico sempre. Quindi ci prepariamo questi qua. Io nella ricetta non ho aggiunto sale perché ho aggiunto sia formaggio pecorino che grana, quindi per me vanno bene così. Se a voi piace una cosa più salata, aggiungete anche un po' di sale. Noi li prepariamo insieme, che questi sono uno tira l'altro, eh. Li prepariamo insieme. Andiamo? Andiamo, andiamo. Farina 00, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, lo sciolgo nell'acqua, l'acqua a temperatura ambiente. Sì, ho sciolto concentrato di pomodoro nell'acqua, aggiungo formaggio, aggiungo un po' di bicarbonato, pepe. Oggi è una giornata di quelle che tu stai nervosa e deve passare. Paprika dolce affumicata, piccante, quella che preferite, e rosmarino. Ecco qua. Aggiungo l'olio di oliva e a questo punto io penso che possiamo impastare con le mani. Eccolo pronto. È così. Qualcuno mi dice a volte nelle ricette: Maria, con la dose che mi dai o è troppo morbido o è troppo duro l'impasto. A volte dipende anche da quale farina usate. Se è troppo morbido, aggiungete un po' di farina in più. Se è troppo duro, un po' di acqua e non succede niente. È tutto risolvibile nella vita, ragazzi. I problemi sono altri. Prendiamo carta da forno, iniziamo a accendere il forno 180 gradi statico e questa qua la dobbiamo stendere. La stendo direttamente qua perché poi la lascio qua perché la facciamo già a pezzettini. Stendiamo sottile e li tagliamo a piacere, che non essendo geometri verrà tutta una cosa personale, bellissima, a sentimento, come vi dico sempre. Vedete? E taglio tutti così. Poi a questo punto dovete essere concentrati in una sola volta, non ci dovete pensare. A questo punto un po' di olio di oliva, così. Io in forno e torno subito, ma voi non vi muovete che torno subito. 15 minuti e sono pronti. Io li lascio altri 10 minuti in forno spento, così verrà una cosa più croccante. Una volta raffreddati li mettete dove preferite. Provateli.